Mogliano si è svegliata oggi con il mercato settimanale e un nuovo sindaco. È Davide Bortolato, 46 anni, architetto sposato con figli, che da questa mattina ha realizzato di essere il primo cittadino della città cerniera tra Treviso e Venezia. Dopo i festeggiamenti della notte, nel suo quartier generale non c'è nessuno fino a tarda mattina. E lo incontriamo mentre da una parte il mercato smonta le bancarelle e dall'altra la politica sbaracca la campagna elettorale. Voce ancora roca per la notte praticamente insonne, scandisce così i primi passi da sindaco. Ricompattare la città, dallo stare in mezzo ai cittadini. Anche questa mattina sono stato qui al mercato, ho ricevuto tanti complimenti, c'è stata voglia di cambiamento, un bel segnale. Abbiamo fatto un po' fatica perché l'affluenza è stata bassa e il centrodestra soffre sempre di bassa affluenza. Senta, però questi 45 voti sono un segnale che la città è divisa. Sì, però comunque il segnale del primo turno è stato forte, eravamo in vantaggio di 5 punti percentuali, per 88 voti non ce l'abbiamo fatta passare al primo turno, ma comunque il risultato è buono. E che il primo verbo di Bortolato sia ricompattare lo richiede lo scarto minimo sia per il primo che per il secondo turno con il sindaco uscente Carola Arena. E oggi, a mente certamente più fredde, i numeri indicano che Bortolato ha vinto nei quartieri. Per la precisione è stato Campocroce a dare la svolta, perché nonostante il supporto forte di Bonisiolo, all'ultimo seggio Carola Arena era in vantaggio di oltre 70 voti. Senta, secondo lei cos'è che ha fatto la differenza in questo secondo turno? Proprio lo stare in mezzo alla gente, quello che non ha fatto la parte avversaria. Noi siamo con i cittadini, saremo sempre moglianesi e saremo un'amministrazione che starà in mezzo alla gente. Ed è forse proprio il peccato originale del sindaco uscente, che ad esempio ieri sera non ha incontrato l'avversario per la stretta di mano di rito e che oggi l'unica sua presenza era sui cartelloni della zona centro-sud della città. Scherzosamente Bortolato la definisce l'arena rossa più fedele all'ex sindaco, ma che però il neoeletto sin d'ora spera di conquistare con la concretezza fatta di maggiore sicurezza, rilancio del piccolo commercio e non solo. Subito un piano della viabilità e dei parcheggi, si soffre in centro storico soprattutto di questa carenza di parcheggi, dobbiamo trovare delle soluzioni assolutamente per dare spazio a nuovi posti auto.